Ciao, oggi ti presenterò una pietanza molto particolare. Ti do qualche piccolo indizio. Fa parte della mia regione, ma non solo, appartiene un po' a tutto il sud Italia e affonda le sue radici in origini molto ma molto remote. Non ci sei ancora. L'ultimissimo indizio. Non c'era ancora il frigorifero ed era un ottimo sistema per la conservazione dei cibi freschi. Ok, ti svelo l'arcano. Oggi ti presenterò e ti farò vedere come poter fare la bottarga di pesce fatta in casa. Vieni con me che ti spiego tutto quello che si deve fare. Penserai che ci vorranno chissà quali attrezzature, chissà quanti ingredienti per poter fare questa curiosa preparazione in casa? Nulla di più sbagliato. Gli ingredienti sono pochissimi ma di altissima qualità. Andiamo a vedere, ti presento gli ingredienti. Delle uova di pesce, io in questo caso ho delle uova di pesce spada, e mi raccomando, pezzatura non inferiore ai 300 grammi, un contenitore con all'interno un piccolo strato di mix di sale fino e sale grosso e un coperchio per chiuderlo. Tutto qua, operazione semplicissima, prendiamo le nostre uova, le andiamo ad adagiare sul nostro sale, poi prendiamo altro sale, sempre il mix, e lo andiamo a ricoprire in questo modo. Sopra non chiudiamolo ermeticamente perché comunque sia il pesce fa da spessore, non ce lo consentirebbe. Poggiamo su un peso, in questo caso in casa io ho una bottiglia di acqua da 2 litri, questo favorirà lo schiacciamento delle nostre uova verso il sale e aiuterà la fuoriuscita dei liquidi, quindi accelererà il processo di disidratazione delle uova. Fatto questo lo si mette da parte, se siamo in inverno anche fuori dal frigorifero, altrimenti in frigorifero. Ogni 6 ore cambiare il sale, dal secondo giorno in poi basta cambiarlo anche una volta al giorno. Questo processo durerà tra i 5 e i 7 giorni, così avremo una bottarga molto ricca di sale, quindi molto forte e intensa. Basteranno delle piccole dosi per insaporire qualunque piatto. Se invece la si vuole più delicata, dopo 2 giorni togliere la bottarga dal sale, sciacquarla sotto un filo di acqua corrente, ma proprio un filo, stando attento a non danneggiarla, e posizionare la bottarga all'interno di un essiccatore per altri 2-3 giorni. Dipende sempre dalla pezzatura delle uova. Questo ci consentirà di continuare il processo di disidratazione della nostra bottarga, ma alla fine avremo un risultato molto più delicato, perché sarà meno ricca di sali. Perfetto, allora adesso abbiamo fatto trascorrere il nostro tempo, vediamo un attimino a che punto è la nostra futura bottarga, e quindi in questo momento è ricoperta di sale molto umido, però già comincia a prendere un po' della sua consistenza, ancora è molto morbida. Quindi, siccome io sto cercando di ottenere una bottarga un po' più delicata, adesso stopperò quello che è il procedimento di essiccazione e disidratazione sotto sale. Darò una pulita o sotto un filo di acqua corrente o, come sto facendo io, una piccola bacinella per pochi secondi, giusto per togliere il sale superfluo. Ok, in questo modo. Mettiamo su un canovaccio pulito e asciutto e la tamponiamo in questo modo. Fatta questa operazione, cosa molto interessante che andremo a fare adesso sarà quella di disidratarla totalmente, mettendola all'interno di un essiccatore. Questo essiccatore è un essiccatore casalingo, quindi niente di particolarmente impegnativo, si trovano in commercio veramente per pochi euro e funzionano molto bene. Io metterò qua il mio coperchio, la chiuderò e metterò la temperatura di 70 gradi perché il pezzo è parecchio grosso. Quindi orientativamente
Noi 1 o 2 giorni comunque la controlliamo sempre, in base ai nostri gusti, a quello che noi andiamo a ricercare, stabiliremo se la sua stagionatura, la sua disidratazione fa al caso nostro oppure no. Quindi io tra domani e dopodomani controllerò, se mi confinfera per quello che sono i miei gusti, bene, se la voglio un po' più stagionata la farò stare un giorno in più. Quindi dentro l'essiccatore ci sono diversi gradini, come vedete, all'interno dei quali, una volta che si accende una macchina del genere, sarebbe opportuno riempirla per economizzare il tutto. Io adesso qua ci andrò a mettere delle teste di gambero rosso e delle chele di granchio e anche il carapaceo del gambero. Lo farò disidratare, lo farò essiccare, poi ci ricaverò una polvere e con questa polvere mi servirà per condire degli spaghetti che vedremo più in là. Adesso una cosa alla volta. In questo momento vi sto facendo vedere questa fase della lavorazione. Aria calda che parte da sotto, c'è una ventola, un vortice che fa girare questa aria calda e garantisce l'essiccazione del prodotto. Si possono fare anche dei pomodori, per fare i pomodori secchi. Si può essiccare tutto, l'altra volta vi ho detto quel residuo di piselli quando li ho passati allo chenois, al colino, no? Che era rimasta tutta la parte un po' più filamentosa. Questa si stende su un panno, si mette qua e diventano delle chips meravigliose. Detto questo, facendo questa premessa, io lo consiglio, questo prodotto, non mi sto a dire la marca perché non faccio sponsor a nessuno, se sia ben inteso, ma l'idea del prodotto è geniale perché economizza tantissimo tutto quello che è un budget familiare. Non solo, fa anche bene all'ecologia, quindi per una politica di zero sprechi, io consiglio a ogni famiglia di munirsi di un essiccatore. E poi è divertente, si può giocare e trovare delle texture molto ma molto divertenti e interessanti. Ci vediamo tra un paio di giorni e vediamo insieme il risultato. Una buona... Dopo 12 ore ho fatto un test, l'ho presa per vedere un attimino in che condizioni fosse la nostra bottarga. Io avevo detto un paio di giorni, ma invece per la pezzatura che ho usato io sono bastate 16 ore. Questa è come si presenta la bottarga dopo l'essiccatore. Spazzolino da denti, si inumidisce con un filo d'acqua e la si va a pulire. La si priva del sale, dei residui di sale che sono rimasti su in superficie. In questo modo. Ogni briciolo e residuo di sale viene tolto. Ovviamente non mettetela sotto l'acqua, altrimenti si riidrata tutta quanta e abbiamo perso tutto il lavoro. Quindi, in questo modo, in una tazzina, un pennello, e andiamo a lucidare. Questo servirà a proteggere ulteriormente dagli agenti esterni la nostra bottarga. Non usate olio di oliva perché il sapore dell'olio di oliva è forte, quindi un olio di semi va benissimo, deve essere parecchio delicato. Passiamo al taglio, così vediamo direttamente la nostra prova. Ed ecco qua. Stagionata ma non troppo. Morbida, questa è la consistenza. Vedete? E con questi vengono intingoli molto ma molto interessanti da mettere su un crostino, da mettere con un filo d'olio, uno spicchio d'aglio in camicia, si fa soffriggere, si toglie dal fuoco per far abbassare la temperatura, 2 fettine di queste qua che vanno a sudare nell'olio, si ci scolano 2 spaghetti sopra, si salta, si serve, si mette nel piatto, sopra gli spaghetti fumanti nel piatto, una piccola grattugia, si ci grattugia sopra questa bottarga e avete mangiato pura poesia. Spero vi sia piaciuta, ci vediamo alla prossima, ciao!